Valentina Andretto, capitano di questa Juniores del Bardolino Verona Calcio a 5, che quindi affronterà questi playoff. Sì, siamo abbastanza, anzi decisamente pronte dopo lo sfidone contro il Cornedo ad affrontare alla meglio i playoff. La gara di oggi poteva sembrare meno difficile di quello che invece si è rivelata nel secondo tempo. Sì, siamo partite benissimo nel primo tempo, nel secondo un po' forse la paura, la tensione o forse il fatto che eravamo già sopra di qualche gol ci ha fatto rilassare un po', forse nervosire, dipende dai punti di vista, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, quello è importante. Quali sono le avversarie che temete di più per questi playoff? Il Porto, che non si sa se incontreremo prima della finale, ma in teoria no, e se rincontreremo sempre il Cornedo, se no comunque alla fine tutte le squadre bene o male sono un po' da temere, dipende da come si affronta la partita. Antonio, è andata bene anche con un po' di apprensione finale. Sì, abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo, ci siamo portati sul 3-0, secondo tempo abbiamo iniziato anche lì con un bel po' di coraggio, ci siamo portati sul 4-0, poi loro sono venuti fuori molto bene, hanno una tecnica soprattutto in alcune di loro molto valida, noi forse abbiamo avuto lì un po' di paura, che non riconosco tanto alle ragazze perché di solito teniamo bene anche da un punto di vista nervoso, comunque abbiamo retto e alla fine 4-3 potevamo farne sicuramente un altro nel secondo tempo da chiudere ogni discorso, ma comunque è andata bene lo stesso. Regular season dunque vinta, adesso ci sono i playoff. Regular season vinta, abbiamo fatto solamente 2 sconfitte, poi credo 18-19 vittorie, quindi le ragazze hanno fatto veramente un bel percorso. Non abbiamo fatto niente però perché adesso le sfide secche sono quelle che contano, già da sabato prossimo abbiamo i quarti di finale, ancora non sappiamo quale sarà il nostro avversario, speriamo comunque di fare bene in gara secca.